Non fate il rumore che sta lievitando. Ma no a pizza, mia moglie nell'ultimo mese è ingrassata 6 kg. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, un ciafazocchio. In questa casa io non conto niente. I miei amici mi dicono che mi devo fare rispettare, che non mi devo fare mettere i piedi in testa. E infatti l'altro giorno sono entrato in cucina, ho sbattuto il pugno sul tavolo e ci dissi: oh! Come a combinare? Lei mi ha guardato dritta negli occhi e mi disse: vai e t'ammonnizza. Io l'ho guardata dritta negli occhi e ci disse: oh! Ma cucumanna Caingia! Lei mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: io perché? Io l'ho guardata dritto no cutello che aveva nelle mani e ci dissi: ok, stai una chitarra munnizzo, non ti incazzare, giusto? Ma c'è chi se la passa peggio di me! Perché scendendo le scale per andare a buttare l'immondizia ho incontrato il signor Pacera del secondo piano, in lacrime! Ci si chi c'ave, signor Pacera? Niente! Ho ricevuto 2 messaggi da mia moglie! E chi c'era scritto? Nel primo: ieri a letto sei stato stupendo! E no secondo: scusa, ho sbagliato numero! Ma tu immagini! La verità è che uomini e donne siamo diversi. Siamo diversi. Mia moglie sostiene che per mantenere un rapporto matrimoniale bisogna trovare un compromesso su tutto. Per esempio, mia moglie vuole ir in montagna. Io voglio ir a mare. Il compromesso sapete qual è? Che andiamo in montagna e io mi porto un costume. Ma tu immagini!